Dici bene dallo studio. Alice da oggi, giovedì 6 ottobre a sabato 8, stazionerà proprio qui sul binario 3 metropolitano della stazione ferroviaria di Padova il treno della salute, una collaborazione importantissima con i medici con l'Africa QAM e naturalmente ULS 6, medici di strada e tante realtà benefiche. Cosa faremo qui all'interno di questo treno? Screening gratuiti, informazioni sugli stili di vita sani e anche laboratori per i bambini, ma lascio naturalmente la parola nel dettaglio per spiegare un pochino tutte le varie attività gratuite e aperte veramente a tutte le età a Jane Tedesco, ostetrica volontaria QAM. Ci addentriamo, Jane, cosa facciamo? Entriamo subito, così facciamo questo viaggio in treno, giustamente come dicevi, e mostreremo vagone dopo vagone. Allora, qui dove ci troviamo innanzitutto, Tedesco? Qui ci troviamo praticamente nella prima carrozza dove l'utente, quindi tutte le persone possono accedere, vengono appunto registrate e poi fanno un piccolo giretto e arrivano agli ambulatori. Ovviamente quindi c'è un'accoglienza naturalmente, questo però è un vagone come colpo d'occhio che mostra l'impegno dei medici con l'Africa QAM. Esatto, perché medici con l'Africa QAM opera ovviamente, ne avete sentito parlare nel territorio, sia come centro vaccinale e ora come treno della salute, però principalmente il QAM, il suo cuore è in Africa, per cui ci teniamo sempre a far vedere i programmi, i progetti, le attività che vengono svolte e difatti vedete, eccetera, questa in particolare perché è un fonendostetoscopio che da ostetrica, esattamente. Quindi le persone attraverso questo percorso hanno questa piccola sala d'attesa, dove esatto, e finalmente arriviamo al vagone, diciamo, per eccellenza degli ambulatori screening. Esatto, qui infatti vedo ambulatori screening, controllo pressione, esatto, controllo glicemia, controllo colesterolo, elettrocardiogramma. Sono esattamente tutti i controlli che vengono, come hai nominato benissimo, eseguiti in maniera gratuita. Da medici, esatto, per tutte le età disponibili. Esatto, diciamo che qui troviamo 3 ambulatori gestiti da personale sanitario. Possiamo vederlo, sì. Ecco, vediamo, questo è occupato. Proseguiamo, stiamo cercando anche di non disturbare nessuno perché potrebbe esserci già qualcuno al suo interno. Mostriamo quindi un colpo d'occhio. Questo è praticamente la nostra postazione, come vediamo Medici in Strada che collabora per varie iniziative col QAM da molti anni. Qui le persone vengono successivamente accolte, viene eseguita una scheda anamnestica ed eseguiti i controlli che abbiamo visto prima, quindi controllo della glicemia, del colesterolo, il peso, l'altezza e ovviamente viene stilata una scheda che viene poi consegnata all'utente. Se si ravvisa la necessità di eseguire un elettrocardiogramma di approfondimento, non c'è problema perché so che siete organizzati. Proviamo ad andare a vedere. Grazie. Noi proseguiamo con il nostro viaggio, prego. Allora, dicevamo che c'è la possibilità anche di un elettrocardiogramma. Vedo qua degli esperti, vedo dei cardiologi a disposizione. Diamo quindi anche qui un colpo d'occhio subito. Quindi se si ravvede, diceva dottoressa, la possibilità, si raggiunge il cardiologo. Esatto. Sì, è così, nel senso che dal primo step vengono inviati qui i pazienti che hanno bisogno di elettrocardiogramma, viene fatto, da questione di pochi minuti, vediamo, io le referto il tracciato, se ci sono dei problemi, esatto, se no lo rimandiamo a casa tranquilli. Oppure proseguiamo, si prosegue, grazie, si prosegue con la visita appunto nei successivi vagoni. Qui cosa stiamo per raggiungere? Perché vedo che c'è un pannello con scritto "La tua salute rende tutti più forte", vedo anche il logo della regione del Veneto. Addentriamoci.
Quindi questi sono i famosi laboratori dove si parla di stili di vita. Allora esatto, ci sono delle consulenze di appunto operatori gestiti dall'ULSS dove le persone possono avere un orientamento sullo stile di vita. Difatti il tema è Vivo Bene in regione. Proviamo a vedere se c'è qualche operatore che ci può spiegare di cosa si tratta, insomma, parlando di stili di vita e di salute. Ah, vedete, c'è già una persona che sta approfittando. So che si parla ad esempio di lotta al tabacismo oppure di alcol, quindi naturalmente attività e alimentazione, giusto? Esattamente. Se vogliamo proseguire abbiamo un'altra carrozza dedicata, diciamo, all'educazione, rivolta principalmente agli insegnanti delle scuole superiori, dove vengono valutati e come dire, approfonditi temi super attuali del cambiamento climatico, delle guerre, delle malattie infettive. E vedo che c'è anche un banco, insomma un banchetto, un tavolino con gli splendidi oggetti, insomma, africani. Vedo i colori, li riconoscerei ovunque. Esatto. Qui raccogliete anche un pochino qualche contributo, insomma, per aiutare i medici con l'Africa. Perché come dicevamo prima, il cuore comunque è sempre in Africa. Ecco, queste emergenze attuali ci hanno, come dire, provocato anche nel territorio, soprattutto con il discorso delle vaccinazioni, dei tamponi, eccetera. Però, diciamo, il QAM è medici con l'Africa e c'è poco da dire, insomma. Senta, ma vedo che c'è un libro scritto da un certo Dante Carraro. Chi sarà mai? Questa mattina sappiate che era qua presente, naturalmente per l'inaugurazione del convoglio, del treno. Noi abbiamo raccolto anche una sua battuta. È bello pensare a questo treno che ripercorre le città venete per ribadire il grande valore della salute per tutti, anche per i più poveri, vicini e lontani, per dare a tutti la possibilità di capire meglio come controllare e migliorare la propria salute. Chi troveremo nei vari vagoni? Troveremo un po' di tutto, dalla scuola, perché l'educazione alla salute inizia dalla scuola. Troveremo il sistema sanitario, le ULSS, che ci aiuteranno a fare i test, il colesterolo, la pressione e così via. E troveremo anche l'Africa, perché il nostro lavoro è in Africa proprio attorno al fatto che il valore della salute vogliamo che sia per noi accessibile a tutti, ma anche nel continente africano. È il treno che unisce le città, unisce il nostro paese e unisce anche il nostro paese con il continente africano. Approfitterei per dire: prendete questo treno, è presente in diverse stazioni. Qui a Padova, come dicevi benissimo tu, è presente oggi, domani e sabato, l'orario è dalle 9 alle 19 e quindi venite a fare questo bellissimo viaggio con noi. Grazie a Jane Tedesco, mi raccomando, ricordiamoci ostetrica, che è fondamentale in Africa, sappiate il ruolo che ricopre questa fantastica persona, volontaria QAM, e grazie naturalmente a tutti i volontari che animano questo splendido convoglio. A voi la linea. Grazie a voi.